Due città da visitare, Tessalonica e Berea. Benvenuti allo studio del venerdì. Questa sera continuiamo la nostra riflessione sui viaggi di Paolo. Siamo al secondo viaggio missionario di Paolo, apostolo, che ci porteranno nelle città di Tessalonica come anche quella di Berea. Mentre pensiamo e le immaginiamo come città, fornendo comunque delle informazioni utili per la nostra riflessione, possiamo anche dirci che siamo collegati anche alla prima epistola ai Tessalonicesi, nelle quali si parlerà degli ultimi tempi, ovvero del secondo ritorno di Cristo. Mentre Paolo annuncia il Cristo come il Messia promesso, annunciato nelle scritture e conosciuto agli uomini per gli eventi recenti della resurrezione, lo annuncerà a Tessalonica anche come colui che sarebbe venuto a noi per una seconda volta. La croce inaugura il tempo della grazia e il ritorno del Signore, la seconda volta, lo chiude e noi siamo dentro questo periodo. Tessalonica è il nome di una donna, moglie del re Cassandro, e per darci un altro riferimento più conosciuto alla storia nostra, è una sorellastra di Alessandro Magno. La città ai tempi di Paolo era governata solo da magistrati che chiaramente riferivano a Roma. Tessalonica è una città libera, alleata con Roma, è molto fedele a Roma e che gode i favori di Roma. Condivide con Roma anche una forma di sincretismo religioso, ovvero credere a molte divinità. La narrazione che a breve esamineremo non può essere sconnessa dalle altre. Siamo in un percorso, in un viaggio, ovvero i momenti difficili del ministero di Paolo, le percorse subite, la prigione sperimentata a Filippi, ma proprio nelle difficoltà che Dio manifesta i suoi scopi e offre direzione. Infatti è lo Spirito Santo che sa dire anche dove andare e in quale città recarsi. Un carceriere e tutta la sua casa conobbero il Vangelo e quindi la salvezza in Gesù Cristo. Impariamo da questi accadimenti che non bisogna concentrarci sulle nostre difficoltà, piuttosto vedere Dio cosa vuole dirci e come vuole usarci per i suoi scopi. Impareremo da questa storia che il viaggio con Dio continua, non ci si ferma. L'attraversamento di Anfipoli e poi di Apollonia, che sono le prime città che Paolo attraverserà prima di arrivare a Tessalonica, sono città sulla via Ignazia, una strada romana che collegava l'Oriente con l'Occidente. Il viaggio con Dio nella vita non è privo di difficoltà. Pertanto è anche simbolico per noi nel dirci che bisogna andare avanti per vedere e toccare cosa Dio vuole fare con noi. Perciò mentre raccontiamo la storia, narriamo anche la nostra storia. Infine, perché non essere riconoscenti anche noi oggi per questo viaggio di Paolo? Lo Spirito, lo abbiamo già detto in altre occasioni, stava orientando la testimonianza e il viaggio verso l'Europa. Perciò oggi noi siamo beneficiari di questi viaggi perché il Vangelo è arrivato anche a noi. Potrei dirvi questa sera ben arrivati a Tessalonica. Immaginatela, 60 chilometri percorsi dopo la città di Apollonia, una delle città più importanti della Macedonia, dopo quella di Filippi e prima di Berea. Tessalonica è uno snodo strategico verso l'Oriente, sulla via Ignazia, forse 100.000 persone, un po' come Udine, una città libera governata solo da magistrati perché Roma l'aveva, come dicevo prima, ritenuta fedele, affidabile. Pertanto gli eventi che nacquero proprio in città hanno a che fare proprio con questa libertà che loro avevano da Roma. Perciò leggiamo questa sera i primi 9 versetti del capitolo 17 di Atti degli Apostoli.
dopo essere passati da Anfipoli e per Apollonia, giunsero a Tessalonica, dove c'era una sinagoga dei Giudei. E Paolo, com'era sua consuetudine, entrò da loro e per 3 sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture, spiegando e dimostrando che il Cristo doveva soffrire e risuscitare dai morti. E il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annuncio. Alcuni di loro furono convinti e si unirono a Paolo e Sila, e così una gran folla di greci pii e non poche donne delle famiglie più importanti. Ma i giudei, mossi da invidia, presero con loro alcuni uomini malvagi tra la gente di piazza e, raccolta quella plebaglia, misero in subbuglio la città. E assalita la casa di Giasone cercavano Paolo e Sila per condurli davanti al popolo. Ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni fratelli davanti ai magistrati della città, gridando: costoro che hanno messo sottosopra il mondo sono venuti anche qui. E Giasone li ha ospitati. Ed essi tutti agiscono contro i decreti di Cesare, dicendo che c'è un altro re, Gesù. E misero in agitazione la popolazione e i magistrati della città che udivano queste cose, che per sviluppare, per avere un rapporto con te, abbiamo bisogno di conoscere le scritture, perché sono state scritte per il nostro ammaestramento, sono state scritte per offrirci libertà e farci conoscere l'opera del tuo Figlio Gesù. Questa sera siamo privilegiati per avere la guida del tuo Spirito che parlerà, agirà, si muoverà per il nostro bene. Nel nome di Gesù. Amen. Allora, una prima panoramica. Paolo viaggia, questo è un po' la prima immagine che ci arriva da questi primi 9 versetti. Paolo ragiona, Paolo spiega, Paolo dimostra, Paolo proclama. Potrebbe essere l'ossatura in sintesi di questi 9 versetti. L'Evangelo bisogna affermarlo e difenderlo. La sua esposizione non è caratterizzata da imposizione, tanto meno da manipolazione, è di fatto una esposizione diretta di ciò che Dio ha fatto in Gesù. Rileggiamo i primi 3 versetti. Dopo essere passati per Anfipoli e per Apollonia, sono circa 50 chilometri distanti l'una dall'altra, sempre sulla via Ignazia, giunsero a Tessalonica, dove c'era una sinagoga dei Giudei, e Paolo, come era sua consuetudine, entrò da loro e per 3 sabati tenne loro ragionamenti tratti dalle scritture, spiegando e dimostrando che il Cristo doveva soffrire e risuscitare dai morti. Questo è il centro del Vangelo che viene portato di città in città. È il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annuncio. La strategia di Paolo non era sempre quella di cercare, la strategia di Paolo era quella di cercare sempre una sinagoga. Questa volta si trattenne per 3 settimane. L'Apostolo dei Gentili, così sarà denominato, in ogni città nelle quali predica il Vangelo, ha un'attenzione alla sinagoga. Per quale motivo? Perché era l'unico posto dove greci, giudei e donne facoltose potevano accedere per sentire un messaggio diverso, direi anche unico, ovvero inseriti in una società nella quale non si parlava più di Dio, del Dio delle Scritture. La Chiesa oggi assume lo stesso ruolo, un presidio spirituale per un buon ascolto delle Scritture e non altro. La sinagoga diventa il centro di un cambiamento radicale che stava avvenendo attraverso la predicazione del Vangelo. Erano già curiosi di ascoltare le Scritture conosciute e lette ogni domenica, quelle dell'Antico Testamento. Ora Paolo le integra con il Gesù che deve soffrire
e risuscitare dai morti. Luca li chiama greci, che erano attratti dal Dio di Israele. Non esisteva altro. La religione imperiale era politeista e immorale. In una società come quella di Paolo c'erano uomini e donne alla ricerca della verità, come accade ancora oggi. Non dobbiamo stancarci di vivere con questa consapevolezza e fiducia, perché siamo nei tempi della grazia, tra il già e non ancora. Come muoversi nella comunicazione del Vangelo? È una domanda. Versetti 3 e 4. Spiegando e dimostrando che il Cristo doveva soffrire e risuscitare dai morti. È il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annuncio. Alcuni di loro furono convinti e si unirono a Paolo e Sila, e così una gran folla di greci pii e non poche donne delle famiglie più importanti. Spiegando e dimostrando. Paolo sapeva ragionare secondo la logica delle scritture. Lui metteva davanti a loro le questioni come farebbe un magistrato, che spiega i fatti di una controversia. Aprire la mente, aprire il cuore, avere argomenti convincenti che favoriscono un'apertura del cuore. E Luca usa lo stesso concetto che accadde proprio sulla via di Emmaus, quando Gesù spiegava e dimostrava a dei discepoli scoraggiati dalla perdita del loro maestro. Luca capitolo 24, vorrei leggere con voi alcuni versetti. Guardate, allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista ed essi dissero l'uno all'altro: non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci spiegava le scritture? E poi il versetto 45. Allora aprì loro la mente per capire le scritture e disse loro. Quando il nostro modo di parlare è caratterizzato da spiegazioni e dimostrazioni, allora il Signore parla, si rivela, si fa conoscere. Infatti dice il testo di Luca, i loro occhi si sono aperti, la loro mente. La tesi di Paolo è che Dio sta agendo nella storia con Gesù. La sua predicazione nella sinagoga è caratterizzata da due argomentazioni. Il Cristo avrebbe sofferto, il Cristo sarebbe stato risuscitato dal Padre e Dio che provvede la resurrezione al Figlio. Quale risposta? Alcuni sono fortemente convinti e si uniscono a Paolo e Sila. Sono greci, come dicevo prima, giudei, donne facoltose. Si schierano con il popolo di Dio. Afferrare il messaggio del Vangelo significa schierarsi, si partecipa, si palesa ciò che si crede, si porta frutto. Non è un'informazione, ma è una trasformazione. È una presa di coscienza che cambia le nostre vite. Versetto 5. Ma i giudei, mossi da invidia, presero con loro alcuni uomini malvagi tra la gente di piazza e raccolta quella plebaglia misero in subbuglio la città e assalita la casa di Giasone cercavano Paolo e Sila per condurli davanti al popolo. Mi sono chiesto il ruolo della gelosia qual è? Le caratteristiche dell'invidia. Di cosa parliamo? Intanto individuiamo il movente, no? Un po' come siamo in tribunale, no? Individuiamo il movente. La gelosia è un impulso.
Essa è corrispondente alla causa unica e diretta di un'azione. Possiamo dire la scintilla di un fuoco che divampa a Tessalonica. È la radice di tanti conflitti che ancora oggi infiamma le nostre relazioni. Di fatto fa invidia chi ha un messaggio più efficace. Questi giudei erano invidiosi di perdere il loro pubblico, di perdere considerazione. L'invidia sorge quando gli altri fanno meglio di noi e di solito la piazza, ovvero le persone da poco, li chiama plebaglia, possono far crescere questa invidia e trasformarla in una rivolta di piazza. I giudei e non tutti, perché alcuni seguirono Paolo nel suo viaggio, si coordinarono e determinarono un disordine sociale. Dopo l'invidia arriva l'accusa. Certo, c'è la scintilla e poi c'è anche la fiamma. Il testo ci dice che assalirono la casa di Giasone. Versetti da 6 a 8. Ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni fratelli davanti ai magistrati della città, gridando: costoro che hanno messo sottosopra il mondo sono venuti anche qui. E Giasone li ha ospitati, ed essi tutti agiscono contro i decreti di Cesare, dicendo che c'è un altro re, Gesù, e misero in agitazione la popolazione e i magistrati della città che udivano queste cose. Quali accuse? Hanno messo sottosopra il mondo e sono venuti qui a Tessalonica. Potevano starsene a casa loro, potremmo dirci. Agiscono contro i decreti di Cesare. Allora sono accusati di fatto di cambiare le cose così come stanno. Tante volte le nostre battaglie sono nei confronti di persone che vogliono rimanere così come sono, perché la verità fa paura. Mettersi in discussione rivoluziona i propri equilibri. E allora è meglio lasciare tutto così com'è. Statevene a casa vostra. Ho fatto sempre così. Qualcuno mi ha detto più volte. Ho fatto sempre così. Perché dovrei cambiare? Così mi è stato insegnato. Paolo e Sila sono accusati di essere dei disturbatori di una cultura anestetizzata da non farsi più domande, ovvero che lascia le cose così come stanno. Tessalonica, la città leale a Roma, era una città indifferente alla spiritualità, aggiungo quella biblica. Per questo motivo si opponeva a tutti coloro che andavano contro questa direzione. L'uomo e la donna sono stati creati ad immagine e somiglianza di Dio. Pertanto non cercare risposte che riempiono la nostra vita. Il non pensare ci porta ad una forma di alienazione. Paolo va a rivoluzionare il senso della vita per ritrovare una relazione perduta che può essere riconquistata con il Cristo che ha sofferto. Fa paura ascoltare il nuovo. Queste persone sono venute fin qui. Avremmo preferito non averle in città. Infine agiscono contro i decreti di Cesare. Questa è la seconda accusa. Gesù invece diceva: date a Cesare quello che spetta a Cesare. Date a Dio quello che spetta a Dio. Ma i cristiani sono veramente nemici dello Stato? È proprio così. Oppure per far presa sugli ignoranti bisogna necessariamente usare questa strategia diabolica? L'Evangelo toglie libertà o la dona? L'Evangelo concede diritti che prima non erano concessi oppure li nega? Per quanto riguarda la libertà,
L'Evangelo offre una relazione con Dio e Cesare, l'autorità del momento, gli è anche sottoposto. Per quanto riguarda il rapporto dei cristiani con lo Stato, essi sanno dalle scritture di imparare ad essere sottomessi ad ogni autorità. Prima Pietro 2,17, guardiamo cosa troviamo scritto in Prima Pietro 2,17. Onorate tutti, facile facile, punto. Amate i fratelli, punto. Temete Dio, punto. Onorate il re, punto. Non si discute, ognuno al suo posto. C'è un'attenzione specifica verso tutti. Ognuno è al suo posto, al suo ruolo. Cesare non è una divinità, ma è lo Stato. E lo Stato è sotto l'autorità di Dio. Paolo invece aveva parlato di abbandonare gli idoli, quello sì, quello l'aveva detto. Certo, possiamo dirlo ancora oggi, se non c'è Dio nella nostra vita ci sarà qualche altra divinità che seguiremo, che regna, che ci corrisponda, che risponda ai nostri bisogni. La divinità serve a quella nel mondo pagano. Paolo parla di un regno, quello di Cristo, che alla croce si era istituito e che attendeva anche la sua definizione ai giorni del suo secondo ritorno. E qui ci sono gli echi di Prima Tessalonicesi. Gran parte delle persone che conosciamo e incontriamo preferiscono lasciare le cose così come stanno. Lo stesso era per i Tessalonicesi. Preferivano che non accadesse nulla di nuovo, essendo accreditati da Roma e dalla religione dell'impero. Non è forse ancora oggi la stessa situazione? La Chiesa deve diventare un organismo qualificato per proclamare, per spiegare e dimostrare chi è Cristo. Subentra nella scena un uomo di nome Giasone. Giasone non solo li ha ospitati, ma ha dovuto pagare anche una cauzione per liberarli. Questo ci parla che testimoniare di Cristo produce dei costi. E la visione di Dio per Giasone doveva anche essere teologicamente corretta. Perché dico questo? La visione di Dio per Giasone doveva essere teologicamente corretta. Avrebbe potuto dire: come? Ho già messo sul tavolo l'ospitalità che ho potuto garantire. Devo anche pagare la cauzione? Mi sono chiesto. Ho già fatto. Perché anche questo? Ecco i frutti di una vita cambiata e trasformata radicalmente. Prima Pietro, capitolo 4, versetto 9. Siate ospitali, gli uni verso gli altri senza mormorare. Giasone non solo ospita, ma paga. Paga il prezzo di una ingiustizia. È questo che è in gioco, l'ingiustizia. Noi avremo a che fare con l'ingiustizia. E Gesù è un modello di ingiustizia, perché è stato giusto in una situazione ingiusta. L'ingiustizia di Giasone è pagare la cauzione di 2 innocenti. Somiglia molto in ciò che vediamo nella parabola del buon samaritano. C'è il soccorso e si paga per il soccorso fornito affinché ci sia guarigione. Ecco uno degli aspetti del Vangelo che informa e trasforma. Magari si preferisce stare al primo step, ma c'è bisogno di trasformazione. Come anche dirci che l'ascolto del Vangelo produce reazioni contrastanti. In questa storia ci sono persone che seguono Paolo e persone che aizzano la plebaglia. E questa è la contraddizione dell'Evangelo. L'Evangelo produce questi effetti.
che integrano oppure che pongono le persone ad uno scontro. Però Paolo ragionò, spiegò, dimostrò, proclamò. Questo è tutto ciò che è scritto in questi primi 9 versetti. La risposta ha prodotto che alcuni si sono uniti, altri invece lo hanno ritenuto un messaggio rivoluzionario che provocava le loro coscienze, quindi meglio combatterlo per non pensare, per non farsi delle domande. Questo è il momento storico che stiamo vivendo, meglio non farsi domande, perché se me le faccio, allora dovrò trovare risposte nel posto giusto. È ora di andare, sì, è ora di andare perché adesso si parte di notte, si va verso Berea, bisogna ripartire e bisogna farlo in fretta perché i cuori a Tessalonica sono abbastanza agitati. Versetto 10, ma i fratelli subito di notte, vedete la prontezza di questa azione risoluta nei confronti di Paolo, a tutela di Paolo, ma i fratelli subito di notte fecero partire Paolo e Sila per Berea, ed essi appena giunti si recarono nella sinagoga dei Giudei. Ora questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Molti di loro dunque credettero, e così pure un gran numero di nobili donne greche e di uomini. Ma quando i giudei di Tessalonica vennero a sapere che la parola di Dio era stata annunciata da Paolo anche a Berea, si recarono là, agitando e mettendo sottosopra la folla. I fratelli allora fecero subito partire Paolo, conducendolo fino al mare, ma Sila e Timoteo rimasero ancora là. Un breve sguardo su Berea. È a circa 95 chilometri da Tessalonica, e quindi è un bel viaggetto per Paolo e Sila. Una località dove Paolo insegna ancora una volta nella sinagoga con risultati sorprendenti. Cicerone la chiamava una città fuori mano, tutta terrazzata. La chiamava fuori mano perché non era sulla direttiva della strada Ignazia, era leggermente spostata. Era una città di nobili sentimenti, nobili vuol dire che erano aperti, erano accoglienti, si esaminavano le scritture per vedere se le cose stavano veramente così. Di fatto un clima diverso rispetto a Tessalonica e Filippi, direi molto più aperti al Vangelo. Da Tessalonica sarebbero giunti sia coloro che si erano uniti e credevano, come anche quelli che avevano aizzato le piazze per dissuadere Paolo all'annuncio del Vangelo. Leggiamo i versetti 11 e 12. Ora, questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Molti di loro dunque credettero, e così pure un gran numero di nobili donne greche e di uomini. Evidenziamo alcuni aspetti che troviamo in questi 2 versetti. Ricevettero con ogni premura. Terzo aspetto, esaminando, e poi vedere le cose così come stanno. Cosa significa essere come loro, ovvero bereani? Come si traducono queste peculiarità che Luca osserva in questa città? Significa intanto avere un ordine. Conosciamo anche cosa significa il disordine e personalmente conosco molto bene questa parola e le sue ricadute nella vita di tutti i giorni. Ma a Berea c'è un ordine nella loro ricerca. Ricevono la parola. Significa che la finestra alla comprensione passa per le orecchie, poi subentra l'analisi di ciò che si riceve, l'intelletto partecipa e interagisce, la fede e la ragione non confliggono, infine si crede.
non solo frequentano la sinagoga, non avendo le scritture in casa, privilegio della nostra cultura contemporanea, allora vanno in sinagoga a chiedere: senti, ma come stanno le cose? Questo è quello che facevano i bereani. Non solo ascoltavano la domenica, il sabato, ma posso chiederti, posso farti questa domanda? Chi è Gesù? E guardate che la scrittura che avevano era l'Antico Testamento. Quindi Gesù lo dovevano incontrare tra Genesi e Malachia. E c'è. È l'ordine delle cose che li mette sulla strada di Paolo, in quanto Paolo potrà rispondere nella sinagoga alle grandi questioni che abbiamo visto anche a Tessalonica. Quali erano? E devo rileggere il versetto 3, per dire che cosa ha fatto Paolo anche a Tessalonica, spiegando, ecco cosa ha fatto Paolo, e dimostrando che il Cristo doveva morire, soffrire e risuscitare dai morti. E il Cristo, egli diceva, è quel Gesù che io vi annuncio. In una cultura contemporanea, ove non si è più attenti alle fonti delle informazioni, piuttosto si segue il pensiero comune, i bereani ci insegnano un ordine. L'ordine di andare alla ricerca della verità, ove la verità può essere trovata, reperita. Lo scopo della lettura della Bibbia è duplice. Essa ci dice delle cose che hanno lo scopo di indirizzarci alla lode. In essa Dio è rivelato come Padre, come Figlio e Spirito Santo, con lo scopo di coinvolgerci come singoli e come comunità ad accogliere la giustizia di Cristo che si sostituisce alla nostra e ci accredita ad avere una relazione con Dio. I bereani ci insegnano anche a non separarci dall'Antico Testamento, ma a rivalutarlo e renderlo parte integrante delle nostre ricerche di Dio e della fede. Qualcuno ha immaginato l'Antico Testamento, mi piace questa illustrazione, vedo di condividerla anche con voi, la immagina come una camera ricca di ogni arredo, ma poco illuminata. La luce è soffusa. Nella rivelazione completa che oggi abbiamo attraverso l'intera Bibbia, essa, la camera, si illumina e ci lascia vedere tutti i suoi arredi. Questo è l'Antico Testamento, cioè fa da base, da struttura portante a tutto quello che scopriremo nel Nuovo. Infatti i bereani non solo ricevettero con ogni premura, non solo esaminarono, ma anche videro. Si sono accese le luci. Versetto 11. Ora questi erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se le cose stavano così. Essere un bereano significa anche avere le luci accese quando leggiamo la parola, che è anche norma. Loro andavano alla sinagoga non solo per ascoltare, ma anche per interrogare. Siamo ancora disponibili, appassionati a fare domande, o è meglio non farle? Oppure vivere come i tessalonicesi? Mi riferisco a quella aliquota di scettici che volevano che le cose rimanessero così com'erano, fidandosi delle convinzioni delle masse. Andiamo a leggere 2 Corinzi capitolo 5, avviandoci alla conclusione. 2 Corinzi 5, 18 e 19. E tutto questo, dirà Paolo, viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione.
Dio ha un altro piano: riconciliarci a sé. Essere bereani è solo proclamare ciò che è scritto, rafforzare la nostra fede, considerare proficua la ricerca nella comunità, come il momento che stiamo vivendo insieme stasera. Aprirci a coloro che sono desiderosi di conoscere, di sfidare la rivelazione di Dio, lasciandola passare anche per la propria ragione. Dio ama persone che ragionano, che accolgono il dono della salvezza. Quali obiettivi nel concludere questo incontro? Sia a Tessalonica, sia a Berea, sia a Udine, attraverso la tecnologia che questa sera ci accompagna, ci serve. Cristo è annunciato con un fine. Qual è il fine? Per noi presenti e per coloro che ci seguono. È quello scritto in 2 Corinzi capitolo 3, versetti 17 e 18. Ora il Signore è lo Spirito, e dove c'è lo Spirito del Signore, cosa c'è? C'è libertà. E noi tutti, a viso scoperto, contemplando come in uno specchio la gloria del Signore, guardate che cosa accade, siamo trasformati nella sua immagine di gloria in gloria, secondo l'azione del Signore, che è lo Spirito. Lo scopo di Dio per la mia e per la tua vita, direi per la nostra, è la trasformazione. E direi che trasformazione. Essa è nella sua immagine, significa che lo scopo di Dio è di riportarci nella situazione primordiale, quella osservata e vista in un giardino, uomini e donne in alleanza con Dio. Dio vi benedica. Un saluto a tutti coloro che ci hanno seguito. Buonanotte.